Amici di Bella Sicilia, guardate dove siamo oggi. Stiamo per visitare un luogo speciale dove il tempo sembra essersi fermato. A pochi metri dalla piazza principale di questo borgo troviamo Elvira e il suo negozio storico. Elvira, buon pomeriggio, intanto buona festa della donna. Oggi giornata internazionale dedicata proprio alle donne e noi incontriamo una donna speciale. Ma ci puoi raccontare un po' la tua storia? Intanto dove sei seduta? Buongiorno e buon pomeriggio a tutti, grazie per gli auguri. Io sono seduta su una panchina, ve la faccio ammirare, è una panchina decorata dal professore Salvatore Montanucci, è una panchina con la sua arte, ma che rende nei suoi colori l'idea di ciò che è effettivamente Chiaramonte, perché Chiaramonte è questo, Chiaramonte è calore, è colore. Adesso è spuntato anche il sole, oggi abbiamo avuto una giornata uggiosa, invece adesso è spuntato il sole, ci sarà un perché. E noi siamo qui proprio per incontrare le donne dell'Associazione Culturale 8 Marzo, che oggi festeggia anche il compleanno, oltre che appunto oggi ha organizzato un evento per dare un tributo a tutte voi donne. Tu fai parte anche di questa associazione? Sì, io faccio parte dell'Associazione 8 Marzo. Nel pomeriggio alle 17 ci sarà un tributo speciale in Sala Sciascia, qui una sala comunale, è un tributo speciale a tutte le donne che vogliamo valorizzare, ma vogliamo anche ricordare tutta la lotta che abbiamo fatto noi donne per avere il posto che abbiamo adesso, anche se dobbiamo lottare ancora, però diciamo ecco che non abbandoniamo le armi e cerchiamo comunque di farci valere ogni giorno. Allora, noi intanto salutiamo anche il presidente dell'associazione, Katia Puglisi. Parleremo di questo evento prossimamente sempre in pagina. Katia, allora dacci solo una breve anticipazione e poi noi andremo a scoprire questa realtà che si trova qui in questo vicolo. Siamo nella via Corallo e tra poco entreremo nella tua merceria, vero? Sì, vi faccio entrare nel mio mondo, vi faccio entrare a casa mia fra colori e tante cose che adesso vi faccio vedere. Allora Katia, quindi tra poco ci sarà questo tributo alle donne, ma intanto salutiamo tutte le donne che sono collegate con noi, siamo in diretta da Chiaramonte Gulfi, fateci sapere da dove ci state guardando. Allora, quale messaggio diamo oggi in questa giornata speciale? Oggi è una giornata speciale per tutte noi. Invito anche a seguirci, grazie a Bella Sicilia che abbiamo l'onore di avere oggi a Chiaramonte Gulfi, di seguire il nostro tributo alle donne, proprio per valorizzare le donne speciali che siamo, che siete tutti voi. Ecco, avete inaugurato questa associazione proprio 3 anni fa, Sì, quindi l'8 marzo. del 2022. Sì. Allora, complimenti Katia Grazie e complimenti a tutte le donne di Chiaramonte Gulfi. E intanto ritorniamo da Elvira. Elvira, dove ci stai portando? Allora, io vi faccio entrare, come vi dicevo, a casa mia. Questa è la mia merceria da 30 anni, è una merceria storica perché l'attività è nata circa 150 anni fa, adesso vi farò vedere un po' com'è dentro. Io l'ho rilevata 30 anni fa, facevo prima la commessa, poi invece l'ho rilevata perché mi sono innamorata di questa attività. È un'attività super colorata, che dà tanti spunti, e poi io comunque in un paesino così piccolo come Chiaramonte, dove sono nata, dove sono vissuta fin da piccola, conosco tutti e quindi mi sento veramente in una grande famiglia, tutte persone che vengono ogni giorno a chiedere consiglio, oltre che ad acquistare o ad elaborare un progetto, insomma, che hanno in mente, e quindi io le aiuto a portare a compimento questo progetto. In vetrina troviamo già alcuni dei tuoi lavori, ce li mostri? Ah sì, beh, in vetrina vi faccio vedere, adesso anche sul bancone vi farò vedere dei lavori che mi sono reinventata, insomma, ecco, sono delle cose tipiche siciliane, con delle frasi o con dei ricami fatti a macchina, tipicamente siciliani, proprio della nostra cultura. Vieni, facciamo vedere. Sappiamo che c'è anche poi una sorpresa che sveleremo alla fine di questo video, quindi restate collegati, ve lo mostreremo tra poco, perché Elvira ha preparato qualcosa per noi di Bella Sicilia, un omaggio a noi, ma in particolare a tutti voi che ci seguite, siete in tanti tutti i giorni. E qui siamo entrati proprio nel tuo magico mondo, lo posso definire così, vero?
Sì, sì, puoi definirlo veramente così perché è un magico mondo, perché da tante piccole cose nascono ecco, dei progetti e dei lavori che poi invece diventano delle cose utili e anche preziose, perché per certi lavori ci vuole parecchio tempo e parecchia manualità. E quindi insomma io è ecco, da 30 anni che lo faccio questo mestiere e mi sono sicuramente inventata tante nuove cose, ho imparato a poco dagli sbagli, però ecco insomma penso di riuscire a fare delle cose carine e mi accorgo che piacciono tanto. Quindi questa merceria è rimasta un po' intatta, così come era una volta, anche i mobili sono quelli di una volta? Sì, i mobili che voi vedete sono mobili di 100 anni fa, di quando è nata effettivamente la struttura. Anche la struttura, fabbrica stesso, se vai a guardare un po', ecco, ha dei ganci, perché questa era un'antica, credo fosse una masseria, insomma, qui ci stavano gli animali tantissimi anni fa. Poi invece quando è stata aperta l'attività sono stati messi dei mobili che penso sia impossibile toglierli solo per demolirli. Come vedi sono inseriti nella struttura della fabbrica muraria e quindi è impossibile solo restaurarli, cosa che comunque io non farei mai perché toglierei la storia a questa attività. Tu hai iniziato da allieva e poi ora sei imprenditrice. Allora, non mi sento un'imprenditrice perché imprenditrice sarebbe fare le cose troppo in grande. Io invece voglio fare solo per la mia comunità. Io credo nella mia comunità, credo nella Chiaramonte che reputo un piccolo gioiello e quindi voglio continuare a valorizzare la mia attività qui, nel mio comune, anche per i miei figli o per i giovani che stanno crescendo e che vogliono rimanere a Chiaramonte. Tu hai iniziato da piccola a imparare questo mestiere. Quanti anni avevi? Allora, io ho imparato il mestiere fuori da questa attività a 12 anni circa, perché la mia mamma, come tante mamme dell'epoca, mandavano i figli dalla ricamatrice o dalla sarta subito dopo la scuola, tutta l'estate, un caldo torrido, anche senza condizionatore, però si stava bene ed eravamo felici. Poi piano piano, dopo che ho finito la scuola, ho iniziato a fare la commessa qui con la prima proprietaria di questa attività della merceria. Poi quando insomma, la proprietaria è venuta a mancare, io ho rilevato l'attività e ho continuato la mia storia qui dentro. Sono circa 30 anni che sono qui, quindi al servizio dei chiaramontani e anche devo dire di persone fuori, perché ci sono molti comuni limitrofi che non hanno una merceria e quindi insomma coadiuvo anche loro, do dei consigli anche a loro e di questo sono felice. Vediamo qui tantissimi bottoni. Una volta era facile trovare chi metteva un bottone magari in una giacca, in una camicia. Oggi una cosa così semplice diventa complicata perché possiamo dire che sono in pochi a saperlo fare. A volte mi ritrovo a spiegare che il bottone ha i buchi per un senso, ci deve entrare l'ago col filo per tenerli al cappotto o alla camicia. Purtroppo le nuove generazioni non sono portate a fare questo, ecco, e quindi io mi ritrovo anche ad attaccare dei semplicissimi bottoni, pur spiegandoli, però insomma poi va a finire alla fine che li attacco io. Quindi il tuo mestiere, possiamo dire, non passerà mai di moda, non sarà mai sostituito dall'online, dalla tecnologia. No, no, penso proprio di no. Non potrà mai avvenire una cosa del genere perché a parte che comprare online vuol dire far morire l'economia di ciò che ti circonda, del paese, del comune che ti circonda e questo non va bene perché poi tutti ci lamentiamo di un'economia fragile, soprattutto nei piccoli paesi come Chiaramonte Gulfi. Però ecco, non si capisce che quando si compra online tu stai dando un pugno alle attività del tuo paese. Ma non solo per questo, perché comunque ciò che tu fai
manualmente, che possa essere dalla sartoria alla semplice riparazione, certamente è fatta in un modo molto più particolare, più preciso di ciò che tu puoi trovare in un capo magari ecco, acquistato online. Ma che messaggio vuoi lanciare ai giovani che ci stanno seguendo? Allora, il messaggio che io vorrei lanciare ai giovani è semplicemente quello di intraprendere le vecchie attività, che non è brutto dire vecchie attività, ma io intendo quelle attività che certamente prima o poi ritorneranno. Sono quelle attività che comunque ti danno la possibilità di vivere, perché oggigiorno qualunque attività si può fare in un modo moderno, anche se è un'attività che magari era dei tempi dei nostri nonni, perché tutti abbiamo bisogno di cucire qualcosa, così come tutti abbiamo bisogno per esempio di impastare il pane, non è che mangiamo aria, o tutti abbiamo bisogno ancora del calzolaio, però purtroppo sono quelle attività che non vuole intraprendere nessuno perché ci vogliono i sacrifici per fare ogni cosa. E quindi questo mi dispiace e mi piacerebbe ecco, spronare i giovani a fare questo. Tu sei una donna abituata a fare i sacrifici. Beh sì, decisamente. Sono una donna di 50 anni con 2 figli, una famiglia e mi ritrovo a dover inserire ecco, il mio lavoro anche nella vita familiare, perché avendo un laboratorio a casa dove produco tutte le cose che voi avete visto, ovviamente si vanno a intersecare con la vita familiare, magari la cena da preparare o la camicia da stirare, insomma, e quindi sì. E allora, noi qui troviamo i bottoni, troviamo i nastrini, abbiamo anche degli attrezzi che tu conservi gelosamente, ce li mostri? Sì, certo che ve li mostro. Questi sono degli attrezzi antichissimi che magari non tutti ne conoscono l'esistenza, ma sono degli attrezzi che danno vita a quelle cose che poi troviamo anche sui capi online. Ecco che comprando un capo online, poi se tu non metti il bottone, se si rompe, se non hai la macchina artigianale, il bottone non si può mettere. Quindi ecco, anche questo fa parte di questa merceria. Troviamo qua tanti oggetti che ci fanno immaginare un passato che sicuramente era diverso da quello di oggi. Sì, assolutamente, assolutamente. I fili, ecco, servono per cucire, ma ormai ecco, cuciono poche persone, quindi non... Guarda, ti faccio vedere una cosa. Queste sono tutte fibbie, le classiche fibbie dei vestiti che noi troviamo comunque nei pantaloni, troviamo nelle cinture. Però ecco, nessuno fa caso ai particolari quando compri un capo online o quando compri un capo in un negozio. Nessuno ci fa caso, invece sono quei dettagli. E qui tantissimi bottoni. Tanti, questa è solo una parte di bottoni. Però sì, forse è la parte più bella perché è la parte più colorata. Sono solita mettere esposte tutte le cose più colorate perché insomma mi rendono allegra. Rispetto al passato si utilizzano molto di meno i bottoni, però tu continui a utilizzarli nei tuoi lavori? Sì, rispetto al passato, negli anni 80, negli anni 90, o comunque con i miei inizi qua dentro avevano una grossissima vendita di bottoni. Io ricordo con la prima esercente venivano 2 o 3 rappresentanti proprio di bottonifici che adesso hanno chiuso, perché adesso se ne vendono di meno, però siccome ecco io comunque realizzo dei prodotti artigianali, dei prodotti cuciti da me, tendo sempre a inserirli nei miei lavori. Facci vedere alcuni dei tuoi lavori, li vediamo lì sul bancone. Intanto voi fateci sapere cosa ne pensate di questa attività e fateci sapere anche da dove ci state guardando. Cosa abbiamo quindi qui? Allora, questi sono solo alcuni dei lavori che io realizzo e che mi diverto a realizzare, perché molte volte le frasi che uso scrivere le scrivo in base al mio stato d'animo. Ecco, quindi questo vi fa capire leggendo i miei vari stati d'animo quando ho realizzato questi prodotti. Però ecco, sono dei lavori che io reputo utili, sono anche dei gadget, a volte anche dei semplici regali. Io mi ritrovo a venderli come regali, come pensierini di compleanno, oppure ecco a Natale. Però ecco, mi diverto a mettere delle frasi tipiche siciliane, dei detti che magari dicevano i miei nonni o i nonni anche di chi ci sta ascoltando. Puoi leggere qualche frase? Sei sicuro? Sì, dai. Allora leggo.
Allora, questa è una tovaglietta di prima colazione che dice tutto, perché se tu fai colazione e leggi e con la scungera la giornata, cioè chi la porta a termine questa giornata, quindi sai quando tu ti alzi già stanco, ecco, e quindi questo magari ti aiuta. Questa è un'altra frase molto usata, almeno a Chiaramonte. Vado a mangiare l'ossa a cosale, nel senso, vi dovete, è tutta invidia, ecco. Ecco, è una tipica frase di invidia. Questa posso leggerla? Dai, la leggiamo. La leggiamo, sicuro. È cultura Possiamo anche leggere. questa, quindi. Questa è cultura. Allora, questa è una frase che viene detta quando ti sei veramente scocciato. E quindi camurria buttana. È quella frase tipica che diciamo quando tu proprio ti sei rotto e dici... Questo già include tutto. Quando qua in Sicilia diciamo questa frase già diamo il senso di come ci stiamo sentendo. E questa è una frase che in realtà a leggerla sembra brutta, invece è quasi un complimento, perché hai ciù corna tu che una pignata re vaccaredde. I vaccareddi sono le lumache e quindi quando tu dici questo ad una persona stai dicendo che è una persona così forte, così vastasa, qua si dice vastasa, che è un altro termine che dice tutto, perché tu stai dicendo a quella persona che è furba, che ha iniziativa, perché una pignata re vaccareddi include tantissime corna. Quindi non è data dalle corna che si intendono. E poi invece un'altra che vi voglio far vedere, che qui è una frase che questa purtroppo diciamo che chi va per fottere resta fottuto. Purtroppo se tu vieni a rubare a casa del ladro in Sicilia non si può fare. Quindi questa quando arriva al nord devo dire che Il turista che viene qui viene a scoprire appunto questo luogo e porta a casa poi questi oggetti che sono poi dei souvenir, anche facili da trasportare. sì, sono facili da trasportare, da mettere in valigia e mi sono ritrovata una volta con un turista del Veneto, un signore che ha portato dei grembiuli a 2 figli maschi con la traduzione. Abbiamo scritto la frase in dialetto, ognuno per il proprio figlio, e poi abbiamo messo anche la traduzione perché altrimenti i figli non avrebbero capito bene quello che il padre stava trasmettendo con le parole. Sì. Prima di vedere l'omaggio che hai riservato agli amici di Bella Sicilia, puoi dirci qual è il tuo sogno, come vedi il tuo futuro. Ecco, tu hai portato avanti questa attività, stai portando avanti questa attività, hai evitato che questo luogo diventasse un luogo chiuso perché l'imprenditore che portava avanti la merceria prima non c'è più da tanto tempo, tu hai deciso di continuare proprio per mantenere viva la tradizione. Sì. Ci sei riuscita in tutti questi anni, ma adesso il tuo futuro come lo vedi? Spero di esserci riuscita. Io il mio futuro lo vedo qua. Il mio futuro è qua. Continuare questa attività fin quando ne avrò la forza, perché comunque ti dico anche che insomma negli anni cioè la forza viene a volte a mancare. Prima lavoravo fino a notte fonde magari per realizzare, adesso magari smetto prima perché sono stanca, però ci credo, io in questa attività ci credo. Non ho mai pensato di poter fare la mia vita senza questa attività. Ti dico una cosa, il periodo del Covid, che è stato bruttissimo, ha chiuso tutte le attività. Io avevo la fortuna di avere il magazzino e la legge mi permetteva di stare in magazzino e io venivo tutte le mattine qua. Io sono stata tutto il periodo Covid, tutte le mattine qua dentro a porte chiuse perché insomma non si poteva, ma era tremendo stare a casa senza l'attività. Cioè no, la mia giornata è qua, a contatto con la gente, a contatto chi passa per salutarmi, chi passa per acquistare, chi mi porta il caffè, magari andiamo a prendere il caffè al bar se non c'è nessuno. Questa è... Ma c'è qualcuno che ti aiuta? Allora, c'è la mamma viene il pomeriggio, noi dividiamo l'attività,
Quindi la mamma è più portata per la maglia, per l'uncinetto, quindi lei viene il pomeriggio. Io invece ecco la mattina, abbiamo anche le clienti separate. Allora, noi magari la prossima volta che ritorneremo a Chiaramonte Gulfi incontreremo nuovamente te con piacere, ma abbiamo anche il piacere di incontrare tua mamma. Ah, va bene, allora glielo chiederò. Allora, Lo dirò. noi ci diamo appuntamento presto qui in questo bellissimo borgo siciliano in provincia di Ragusa, e adesso c'è un piccolo omaggio che Elvira ha riservato a noi di Bella Sicilia, e io chiamo Valentina perché dai, non poteva esserci un omaggio migliore per tutti noi di Bella Sicilia, ma in particolare per te, Valentina. Bello, sì, questo, se permettete, Ecco. è proprio mio. Cosa hai realizzato, Elvira? Allora, ho realizzato uno dei capi che avete visto là, è un grembiule da cucina, un accessorio completamente femminile, ma ormai anche per gli uomini, va bene anche per gli uomini, perché insomma il grembiule ti aiuta a non sporcarti. E l'ho fatto col vostro logo, col logo di Bella Sicilia, proprio per omaggiarvi e per dirvi grazie di questa visita bellissima che mi avete fatto oggi. Tu ci segui spesso sulla pagina? Sì, ovvio, certo che vi seguo. Vi faccio i complimenti per come valorizzate la Sicilia, per come state ogni angolo della Sicilia, non solo del comune di Chiaramonte, ma ho visto e vedo anche i video che fate negli altri comuni, e quindi questo è bellissimo perché ci aiuta a far conoscere fuori ciò che abbiamo qui in Sicilia, che molti non conoscono e quindi non riescono ad apprezzare. Ecco, portiamo avanti anche la cucina siciliana con tutte le donne di Bella Sicilia, ma anche con le donne di Onda TV, di Vivo Mangiando, Cibo Doc. Valentina, allora un bellissimo omaggio che potrai utilizzare anche per preparare i piatti che presenterai. Senz'altro. Che poi vedi, Elvira ringrazia, in realtà siamo noi a dire grazie, siamo noi ad essere sempre felici. La parte più bella del nostro lavoro, e questa è la Bella Sicilia, perché vedete, i siciliani sono così. Elvira sapeva forse da ieri del nostro arrivo, sì, e poteva dire, vabbè, ok, io sono qui, però chi se ne frega. Invece ha avuto l'amore, il pensiero, ha trovato il tempo per farci trovare questa sorpresa. E sono gesti bellissimi, secondo me. Ma noi siciliani siamo fatti così, noi omaggiamo volentieri altri siciliani o anche chi non è della Sicilia, noi omaggiamo volentieri, noi regaliamo ciò che abbiamo nel cuore, e quindi sì, per me è stato bellissimo quando Katia, la presidente dell'associazione 8 Marzo, mi ha chiesto di pensare, ecco, ad un omaggio. Allora io ho pensato a questo e ho detto, senti Katia, ma se mi passi il logo, noi facciamo una cosa tipica di qua, con i tessuti tipici, con il loro logo, così ogni volta che la utilizzeranno nella cucina penseranno a noi. Allora, io prometto di utilizzare questo grembiule per una ricetta siciliana, e voi amici scrivete nei commenti quale piatto vorreste vedere. Ecco. Allora, noi ci diamo appuntamento quindi alla prossima nostra visita in questo borgo siciliano, e per chiudere siamo rimasti incuriositi da questo oggetto che troviamo qui sopra l'orologio. È un altro pezzo storico. Sì, sopra l'orologio voi trovate un quadro della Natività, anzi è la Sacra Famiglia, non è la Natività. Questo oggetto io non l'ho mai toccato dal posto dove lo vedete, perché ho paura di danneggiarlo, perché è nato con questa attività, è posato lì da circa 100 anni e quindi lì deve rimanere. Io penso che sia un po' una cappa, un qualcosa che protegga questa attività, sinceramente. Grazie e alla prossima. Grazie a voi. Complimenti per portare avanti quest'arte e per mantenere viva questa tradizione. Ciao, Grazie, ciao, grazie. ciao, grazie. Ciao, ciao.